La burocrazia costa alle imprese venete 10 miliardi l'anno. Semplificare è quanto mai fondamentale, soprattutto per garantire uguaglianza e facilità d'accesso a tutti. È questo l'obiettivo del primo tavolo per la sburocratizzazione istituito dalla Regione lo scorso 30 dicembre come strumento stabile di confronto e coordinamento per semplificare i procedimenti amministrativi a impatto economico. Molto potrà essere fatto cercando di eliminare tutti quanti quei portali di accesso che ci sono, quindi magari un portale unico per la regione e per la pubblica amministrazione, così anche per i comuni, e coinvolgeremo anche i comuni e le province in questo progetto. Moltissimo la digitalizzazione, cioè il fatto che non si debba più inserire gli stessi dati che ci chiedono le pubbliche amministrazioni ogni volta attraverso magari l'identità digitale, quindi lo SPID, la carta d'identità elettronica, e penso che questa sia una strada da percorrere. Al tavolo hanno preso parte sindacati e associazioni di categoria, sono state analizzate le principali criticità operative segnalate dal sistema produttivo. Da uno studio fatto dal Centro Studi di Confartigianato emerge che il 74% è il peso della burocrazia, un peso importante, un peso che va a gravare, che per ogni impresa serve un dipendente che segua tutti quelli che sono gli incartamenti per poter lavorare. Stiamo parlando solamente per poter lavorare. Questo grave situazione per fortuna è stata affrontata dall'assessore attuale Bitonci, speriamo che abbia una soluzione, sappiamo le difficoltà, sappiamo che le leggi sono anche troppe, sappiamo molte situazioni che dovranno essere nel migliore dei modi risolti, soprattutto per quello che riguarda la Regione Veneto. Per noi è strategico quindi coinvolgere le parti sociali, noi che crediamo fortemente in questa realizzazione di un patto sociale per lo sviluppo, la crescita, le tutele dei lavoratori e dei cittadini che vivono in Veneto. Le tempistiche non saranno brevi e al primo incontro ne seguiranno altri. Ci daremo degli step, dei tempi man mano, però io penso che questo tavolo debba essere strutturale, cioè non deve essere una cosa, va bene, oggi ci troviamo, poi ci ritroveremo tra 6 mesi, no. Io penso che questo tavolo vada convocato e ogni volta si verificano i passaggi e quelli che sono stati i miglioramenti su alcuni processi, quindi dopo nascerà proprio anche un reporting importante che sarà ovviamente distribuito e oggetto anche di valutazione da parte delle categorie economiche, da parte anche dei media e della stampa.